Senza altro indugio, a questo punto la parola alla nostra star della serata, Guido Amati Fullio. Buonasera a tutti. Parlare del battaglione Gemona mi prende un nodo alla gola. Voi avete sentito il coro che ha cantato alcuni brani. Ma potete dire, vabbè, brani così, storia alpina, no. I brani che hanno cantato sono prodromi a questa piccola serata. Il coro ha cantato Monte Canino, è la montagna di questa terra, è la montagna che ha visto nascere all'ombra delle sue giogaie i ragazzi di Resia. Quel Monte Canino che ha parlato della Grande Guerra nelle sue note, perché la Grande Guerra è stata combattuta anche qui. E questi ragazzi che sono partiti per fronti lontani come il fronte greco, il fronte russo, erano figli purtroppo di quel periodo. I loro papà erano appena tornati dalla Grande Guerra. Poi avete sentito cantare il Monte Golico. Non dico altro. Da Udine siamo partiti, sì è vero, loro sono partiti da Udine per andare a combattere sul fronte greco-albanese, per poi rientrare e andare sul fronte russo. No, loro non ci riuscirono, la stragrande maggioranza di loro non riuscì a partire perché finì in fondo al mare. E allora, prima di parlare dell'affondamento Galilea, che è il tema centrale, non possiamo non raccontare cosa fosse il battaglione Gemona. Il battaglione Gemona era uno dei 3 battaglioni costituenti l'8° reggimento alpini, assieme ai 2 fratelli del Tolmezzo e del Cividale. Un battaglione che costituiva una parte di quel reggimento, l'8°, che è il reggimento dei Friulani, il reggimento di questa terra. L'altro reggimento, il 9°, era composto dall'Aquila e dal battaglione Vicenza. Il 3° reggimento artiglieria alpina, gruppo Udine Conegliano, più i reparti e i servizi completavano quella che fu la divisione alpina Iulia. Circa 9.500 ragazzi inviati già dal 39 in occupazione all'Albania. Vedete quella cartina? Vedete che l'Italia è in verde, a un certo punto anche l'Albania è in verde. Perché? Perché il 7 aprile 1939 l'Italia occupò militarmente l'Albania per il controllo strategico dell'Adriatico e per avere quella che poi potremmo definire una base di lancio per le future disgraziate operazioni nei Balcani e nello scacchiere balcanico. Ed ecco che la Iulia, con questi ragazzi tra un'età compresa tra i 32 anni e i 19 anni, già dal 39 è in Albania, quel territorio che poi verrà annesso al Regno d'Italia. Sappiamo tutti che nel 39 scoppiò la seconda guerra mondiale, noi eravamo alleati dei tedeschi, ci piaccia o no, fatto si è che i tedeschi scatenarono la seconda guerra mondiale e ci trascinarono in quella che fu per noi la seconda guerra mondiale, che vide i nostri soldati a un certo punto impegnati nella guerra contro la Grecia. E ci chiediamo tutti, ma perché i nostri soldati, perché l'Italia voleva la Grecia? Brutto dirlo, non vi voglio fare una lezione di storia. Fatto si è che noi volevamo copiare i tedeschi e siccome i tedeschi avevano occupato mezza Europa, anche noi italiani ci siamo sentiti nel desiderio di fare come i tedeschi, ma le cose non andarono come i tedeschi almeno all'inizio. Fatto si è che dall'Albania la Iulia e altre grandi unità, c'erano circa 100.000 soldati italiani in Albania, il 28 ottobre 1940 i nostri soldati, volenti e non volenti, ma più volenti che volenti, furono costretti ad invadere la Grecia. La Grecia che si pensava si sarebbe arresa in soli 5 giorni. Tutte le guerre iniziano così, il nemico si arrenderà in poco tempo, anche quelli di Che riferimento, forse ce ne rendiamo conto di cosa sta succedendo. Ebbene, il battaglione Gemona è
battaglioni della Giulia, è uno dei battaglioni di punta. È un battaglione costituito per il 75% di friulani della zona Canal del Ferro, Val Canale, Valresia, il Gemonese, la Pedemontana delle Alpi e Prealpi Carniche, quindi la zona all'epoca provincia di Udine, ma che oggi è provincia di Pordenone fondamentalmente, e anche la zona ovviamente di Maiano, San Daniele, questa nostra Pedemontana. Un bacino che raccoglieva circa 1200 ragazzi di età compresa tra i 32 anni e i 19, ma il nervo del battaglione Gemona era costituito dalle seguenti classi: 17, 18, 19 e 20. L'80% degli alpini del Gemona appartenevano a queste quattro classi di leva, alcune di queste trattenute alle armi però di esigenze belliche. Parliamo di un battaglione di 1200 ragazzi. Abbiamo detto che il 75% erano friulani e l'altro circa 25% erano dell'Appennino tosco-emiliano, in particolare dell'Appennino della zona di Parma e anche Modena, quella zona lì. Gli amici di Modena ci sono qua, quelli, dove sono quelli di Modena? Ci sono, mi pare, pochi, ma ci sono. Cesena Forlì. Cesena Forlì. Quindi anche la vostra, più o meno, terra, sappiate che un 25% di questi ragazzi erano dalla provincia soprattutto di Parma, Bedonia, Serra Baganza. Lingua ufficiale, il friulano. Ebbene, il battaglione Gemona, adesso vi faccio vedere delle immagini, mie personali, che vi documentano brevemente la campagna di Grecia. Avanti con la prima immagine, se si può, alla console. L'attacco avvenne il 28 ottobre 1940, una data disgraziata perché già pioveva, neve in montagna, fango. I greci avrebbero dovuto arrendersi in pochi giorni, i nostri, vedete, penetrarono in territorio greco per circa una settimana, ma a causa del piano sciagurato dello Stato Maggiore, che ordì un piano d'attacco senza coperture, pensate, inviarono 50.000 soldati italiani senza logistica, senza mangiare, con poche munizioni, con la sola speranza, anzi con la sola certezza che il nemico si sarebbe arreso. Dopo 5 giorni non avevano più niente da mangiare e i greci non si erano resi. E quindi cosa fecero i greci? Semplicemente contrattaccarono e praticamente quasi circondarono la Giulia. Come potete vedere nella freccia gialla, le frecce gialle sono il movimento in avanti, prima settimana di novembre. Subito dopo, dal 6 di novembre, i greci con le frecce nere contrattaccarono e ributtarono in Albania, da dove eravamo partiti i nostri soldati. Non solo li ributtarono in Albania, per tutto il mese di novembre, dicembre e gennaio i greci contrattaccarono ormai in inverno, costringendo una disastrosa ritirata all'indietro. Scusatemi, è chiaro che una ritirata all'indietro, ma ripeto questa cacofonia, una ritirata all'indietro disastrosa nella neve, con la pioggia, col fango. Inseguirono gli italiani in Albania per 3 mesi, costringendoli a un'inaspettata resistenza, e non avevamo le forze per combatterla e ad affrontarla, fin quando nel mese di febbraio l'esercito italiano buttò sul fronte greco-albanese tutto quello che aveva, tutto, 500.000 uomini. Quando parliamo della campagna di Russia parliamo di 200.000 uomini. Nessuno parla della campagna di Grecia, dove avevamo 500.000 di soldati, 23 divisioni. Si combatteva come nella prima guerra mondiale, solo che nella prima guerra mondiale avevamo la logistica, perché i treni arrivavano fino a qui e poi anche con le portatrici si portavano vivere le munizioni in montagna. E i soldati nella prima guerra mondiale, almeno gli italiani mangiavano poco, male, cattivo, ma arrivava.
Grecia, in Albania, meglio, sui monti di Albania si moriva di freddo, si moriva di fame, si moriva di pidocchi e si moriva delle mortaiate greche, che sapevano usare molto bene le mortaie. Avanti, vi faccio vedere due immagini. Questo è il Gemona. Questi sono i figli di questa terra che vanno verso il loro destino e purtroppo il loro destino fu quasi sempre la morte. Avanti, marciarono attraverso le giogaie del Pingo a novembre, diciamo in avanzata, avanti. Questo è il battaglione Gemona, fotografia scattata dal cappellano Donatino Ghiglioni, eccolo qua, da Ponte Decimo. Le fotografie in gran parte sono le sue, che io ho ereditato. Questi sono gli alpini di Gemona. Avanti. La ritirata fu disastrosa nella neve, sui monti d'Albania, la conca di Krashevi, Mali Kelkesh, Mali Talomine, Mali Tabayan, per tutto il mese di dicembre e gennaio. Avanti. Fino a quando al mese di febbraio, vedete il fronte dov'era? Era praticamente nel centro dell'Albania. I greci avevano ributtato indietro noi italiani per circa 60 km, fino a quando il nostro esercito riuscì a creare un fronte con 500.000 uomini che partiva dal lago di Okrida, lo vedete lassù a destra, e attraverso i monti d'Albania che sono alti tra i 1.500 e i 2.000 metri, i nostri alpini, e tra questi gli alpini del Gemona, abbarbicati a questi monti, senza mangiare. Io ho delle testimonianze qui non vi faccio sentire perché non ce la farei. Chi ha fatto la guerra di Grecia e poi è andato in Russia, alla mia domanda, è stato peggio la Grecia, è stata peggio la Russia? La risposta sembra scontata. La Russia no. Chi ha fatto la Grecia e chi ha fatto la Russia mi ha giurato che in assoluto la peggior guerra tra le due e la più grande sofferenza per tutti loro è stata la campagna di Grecia. Per la fame e le condizioni disastrose di combattere in montagna a oltre 1700 metri d'inverno, con temperature che raggiunsero i meno 20. In Russia meno 40, d'accordo. Guardate, Monte Gorico, la tomba dell'8° Alpini. Lassù, nel mese di febbraio, il battaglione Gemona occupava la cima più alta che si vede in fotografia. È la quota 1615. La cima in vero della 1615 fino al 2 marzo era tenuta dal battaglione Tolmezzo. Più in basso vi era il Cividale, il Susa, il Valnatisone, la montagna degli Alpini, il Golgota degli Alpini, il Monte Gorico. Ebbene, il 27 di febbraio del 41 i greci attaccarono il Tolmezzo, lo distrussero. Il Tolmezzo rimase praticamente senza ufficiali. Sulle falde del Gorico anche il Cividale subì delle perdite, anche il Susa, ma tengono la posizione. Avanti. E allora il Gemona, che era sulle quote più basse, ecco che ebbe l'ordine, e non lo dico io, non è scritto sui libri, ma è scritto qui. Il 2 marzo 41 i ragazzi della Varnesia, i ragazzi della Pedemontana delle Alpi Carniche, del Pordenonese, della zona di Gemona, salirono lassù. Molti di questi non tornarono a casa, perché il 7 marzo i greci attaccarono la 1615 del Gemona, la travolsero. Si combatté tutto il giorno, tutta la mattina, dall'alba fino a mezzogiorno, fino a quando gli ultimi 2 ufficiali, il tenente De Martino e un altro sottotenente, chiesero piangendo con i marconigramma, mandarono dei dispacci di cui abbiamo le testimonianze ancora scritte oggi, la preghiera di spostare il tiro della nostra artiglieria sulla quota perché stava maciullando gli alpini del Gemona. La nostra artiglieria che sparava dal Becisti sparava lassù, sparava sul
sparava sui nostri alpini. Il tenente del Martino disse: prego il codesto comando di spostare il tiro della nostra artiglieria, ci state uccidendo sul posto, ogni colpo d'artiglieria ammazza o ferisce uno di noi. Avanti. Ed eccole su, io ci sono stato, era su, la giogaia del Dolico, avanti. Eccola qui dovete immaginare, era l'estate qui, voi dovete pensare d'inverno, a marzo, con la neve, su queste rocce non c'è riparo alcuno. Gli alpini di Gemona, vedete la trincea, la postazione, questo centro di fuoco. Su queste postazioni i greci erano, vedete quella cimetta, non la prima, non questa, quella al centro, la più alta che sembra. I greci erano lassù, ancorati sulla 1630. In mezzo c'è la 1624 e questa è la 1615. Il Gemone è morto qui. Non c'è roccia qui che non abbia un morto del Gemona. Il 7 marzo alle ore 10:45 il tenente De Martino scrive: abbandoniamo la quota 1615 causa la nostra artiglieria. La quota era coperta di morti del Gemona. E allora l'alba dell'8 marzo, ecco che viene chiamato il battaglione Valfella, che è fratello gemello del Gemona, con lo stesso reclutamento. L'8 marzo il Valfella, trascinato dal tenente Fantina, si inerpicò per i canaloni e assieme ai superstiti del Tolmezzo riprese la quota 1615 e la tenne fino alla fine della guerra, subendo perdite spaventose l'8 marzo, il 9 marzo, il 10 marzo, l'11 marzo. Tiro dei mortai. Tra questi Modotto, lo zio di Loris, Madotto, scusa, di nome, classe, morto. L'11 viene dato per disperso Madotto, lì. Quello è il morto. Avanti. Verranno seppelliti lì. Lì. Quello che vedete, quel prato, era la loro cimitero. Io e Loris Chinese ci siamo stati con la pianta delle sepolture. Le sepolture sono state riesumate nel 59. Noi siamo andati lì e scavando, non sapevamo dove, abbiamo trovato gli elmetti dei morti. Sono ancora lì, sotto 20 centimetri di terra. Perché quando hanno recuperato le salme, l'elmetto l'hanno lasciato lì. Guardate, questi sono, capite cosa sono quegli stracci? Capite cosa sono, vero? Quelli sono i caduti del Gemone, del Valfella e del Tolmezzo. Siamo sulla quota 1615 del Golico sui rovesci, avanti, dove io e Loris siamo tornati. Vedete, puoi tornare indietro? Guardate quel sasso, il masso, avanti. Ah sì, avanti, no. Ci siamo tornati, abbiamo messo il tricolore, perché sapevamo che lì aleggiano ancora le anime di loro. Avanti, avanti. Puoi tornare indietro? Avanti. Vedete il sasso, sono lo stesso, è solo un po' più di erba. Queste fotografie sono state scattate intorno al 20 maggio del 41 dai cappellani Viglione, da Don Bruno Martignone del Cividale e dal cappellano Bassi del Tolmezzo, che io ho conosciuto prima di morire e mi ha detto: Guido, avevo 20 anni, 21, se tu sapessi che cosa ho visto lassù, in che stati erano dei bei ragazzi di 20 anni lasciati imputridire per 2 mesi da sopra. Abbiamo lavorato
ma siamo riusciti a farlo solo per poco. È chiaro? Avanti. Questo che ancora è quello che ancora oggi si trova lassù. Vi è un canalone tra la quota 1143 e la 1250 dove il 15, 18 e 24 marzo il battaglione Gemona attaccò con la disperazione. Fu distrutto sul posto. Ancora oggi sono là. Questo è un alpino del Gemona. Da cosa lo sappiamo? Abbiamo trovato il piastrino. Questo ragazzo di 20 anni e mezzo si chiamava Francesco Bortoletti da Magnano in Riviera. Abbiamo trovato il distintivo del battaglione Gemona tra le ossa, il rosario, 5 lek albanesi e il piastrino. Il battaglione Gemona sarà distrutto sul Dorico, ancora una volta. È stato distrutto 2 volte sul fronte greco-albano. Questa sera siamo qui per raccontare un'altra tragedia. Una tragedia nella tragedia. I pochi sopravvissuti del Gemona, e parlo di pochi sopravvissuti del Gemona dal fronte greco-albanese, quando il 23 aprile 1941 i tedeschi invadono la Grecia al posto nostro, si ritrovano a guerra finita, ovvero a campagna conclusa. La Giulia, ricostituita coi complementi, avanza in territorio greco e porta le sue poche forze a riordinarsi nel paesino di Gianina. Da lì si leccherà le ferite, con fatica arriveranno i complementi dall'Italia. Questi complementi vengono dal distretto qui nostro, dal centro di reclutamento di Gemona, che alimentava il battaglione Gemona, con gli stessi figli della terra di reclutamento del Gemona. Quindi alpini friulani, Valcanale, Canale del Ferro, Varresia, Gemonese, Spilimbergo, Meduno, fino ad arrivare a San Quirino, Pordenone, poi giù la pianura, oggi provincia di Pordenone, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Chios, Morsano al Tagliamento, questo più o meno il battaglione Gemona, sempre con gli stessi alpini anche parmigiani, tutti della classe 1921. Ora siamo nel 41, quanti anni avevano quelli del 21? Qualcuno 20, metà no. No, erano ancora, avevano da compiere i 20 dell'anno. Il battaglione Gemona si sposterà nell'estate al passo del Mezzovo, poi verrà destinato al canale di Corinto assieme a tutto l'8° Alpini, battaglione intermezzo Cividale e Gemona nella zona di Lutracchi. Lutracchi è posizionata nella baia del Golfo di Corinto. È un paesino molto bello, anche allora ricco di alberghi, era un posto di villeggiatura, ancora è, ancora oggi. Che funzione ha il Gemona assieme all'8° Alpini in Grecia? Ma intanto di recarsi le ferite, di ricostituire il battaglione, perché era organici praticamente zero, le compagnie vengono riformate anche con l'arrivo di nuovi ufficiali. Il Nervo era la classe 21, con qualche superstite del 19, del 20, del 18, del 17, ma pochi, ma l'80% era classe 1921, l'80%. La funzione dei 3 battaglioni dell'8° Alpini nel Golfo di Corinto è quella di essere posizionati in una probabile possibile sbarco inglese e a protezione del ponte
ponte dove si passa dal Mar Egeo al Mar Ionio, quindi una posizione strategica. Lì svernano per tutto l'inverno 41-42. Ma la guerra continua nel resto del mondo. I soldati italiani erano impegnati dove? Erano già impegnati dal 41 sul fronte russo. Sì, erano impegnati sul fronte africano, dove le stavano prendendo, ma era arrivato Rommel, grazie a Dio. Per noi. La Giulia viene chiamata in patria per essere destinata ad altro fronte. E questo fronte sarebbe stato il fronte russo. Quindi, a marzo del 42 giunse l'ordine, 8º alpini, 9 alpini, 3ª artiglieria alpina, prepararsi. A fine marzo imbarcarsi su vari piroscafi, tornare in Italia, prepararsi per la Russia e andare in Russia. Questo non era ancora ufficialmente stato comunicato, ma Radio Naia lo aveva già detto. Andremo in Russia, ma non lo si sapeva ufficialmente. Bene, il giorno 27 di marzo il battaglione Gemona, adesso qui vi racconto cose, attenzione, quello che so deriva da, ci sono 3 o 4 libri che parlano di questo. Vi è la relazione ufficiale di Supermarina, la relazione ufficiale di un certo Toros che fece uno studio sull'affondamento del Galilea, la relazione ufficiale del generale Giovanni Bernardinis da Udine, la cui sorella era la mia maestra di matematica, le orecchie lunghe perché me ne dicono, e il generale Bernardinis un giorno, io avevo 16 anni, dopo essermi sentito chiamare sei un somaro, e aveva anche ragione, adesso ti dico la verità, la mia verità. Le altre testimonianze che ci sono, il libro di Matteo Boldi, bellissimo, bellissimo, più ci sono le testimonianze che io ho ascoltato con le orecchie. Onorino Bevilacqua, c'è qui, mi parla famiglia, visto dove sei? Pietro Bo, scusa, Pietro Bo, perdona, Pietro Bo dove sei? Scusa, ricordate a memoria, Pietro Bo, da San Quirino, quello del più giusto. Un tale Aviani, come me, omonimo, l'ho conosciuto per sbaglio a Mossano Tagliamento. Angelo Forte, sergente maggiore di Udine, carattere spigoloso. Sergente, caporale maggiore, poi sergente, sergente maggiore, Luciano Papinutto. Tenente Ferrante, Antonio da Ruffano, è morto l'altro ieri praticamente. Caratterino, Ferrante. Più la relazione mai pubblicata del tenente Frisacco, uno dei pochi superstiti comunitari. Ebbene, qualcosa adesso vi racconto, scusate ma è la loro storia, cercherò di riassumerla. Il 27 marzo viene creato un convoglio formato da 4 piroscafi destinati al carico delle truppe, più una scorta, Piemonte, Minale, Italia, Galilea, Crispi, poi ci sono altre navi, Bassini, Mosto, Sebenico, Castelfidardo e Città di Napoli. La miseria, il battaglione Gemona sale attraverso degli zatteroni, non si poteva far attraccare il piroscafo, sale quasi al completo, non tutti, ma quasi per intero. Saliranno sul Galilea circa 700 alpini del Gemona, 630 di truppa, 21 ufficiali e 30 sottufficiali, più o meno quasi 700 alpini. Parte del comando 3ª divisione alpina Giulia, parte comando 8º reggimento alpini, vari ospedali da campo e sezioni
sanità, sempre alpine. Poi ci sono dei licenziandi, ovvero gente che andava in licenza dalla Grecia all'Italia. Questi erano raccogliticci, c'erano bersaglieri, fanti, artiglieri, un purpurì. C'erano addirittura dei prigionieri greci che sarebbero dovuti andare in Italia per scontare la pena. Più circa 80 uomini dell'equipaggio della motonave, questo piloscafo. In totale, attenzione che i calcoli non tornano. Quanta gente c'era su quel piloscafo? Tra i 1280 e qualcuno dice 1355. Allora, non lo sapremo mai. Perché? Perché anche poi i rendiconti sono stati fatti all'italiana. Ci sono gli elenchi di tutti, ma non di tutti. Che siano 1280 o 1355 è indifferente. Forse il problema nasce da questi 75 uomini, 80 dell'equipaggio, che non si capisce bene se siano compresi tra i 1280 imbarcati oppure 1280 più l'equipaggio. Non è molto chiaro, bisognerebbe che qualcuno prendesse la briga. Comunque è differente. Ci sono circa 1300 anime là dentro. Quando arrivano gli alpini del Gemona, la prima cosa, il comandante chi è? Carlo d'Alessandro, abruzzese, testa dura, comandava la compagnia a comando del battaglione civilare, ufficiale duro, non amato dai suoi alpini, di questo l'ho sentito raccontare, che a un certo punto prese il comando del Gemona e quelli del civilare erano anche molto contenti. Quando prese il comando del Gemona e ci fu l'ordine di imbarco, era il civilare che avrebbe dovuto salire per D'Alessandro si impuntò perché disse: no, il battaglione Gemona è stato distrutto più del civilare, soprattutto sul Gorico. È bene che tornino loro per primi. Che miseria, non pensate al destino. Sarebbero andati sotto quelli della Valle del Natisone, sarebbero andati sotto quelli di Cividale, sarebbero andati quelli della zona di Udine. Vi racconto un fatto. C'era il problema di caricare i muli. Tant'è che le salmerie del battaglione, con circa 100 muli al comando del tenente Agliano Venuti, moroso di mia nonna, mia zia, non era mia nonna, mi ha detto: sai Guido, avevamo i muli e non sapevamo come imbarcarli, quindi a noi hanno detto restate a terra. Riuscirono a portare solo qualche mulo. Un conducente che si era un po' ubriacato in un'osteria di Lutraki, quando arrivò al porto vide la nave partire. Porca madosca, adesso mi fucilano. 2 giorni dopo, sempre dell'affondamento, baciò il mulo e mi disse che io sarò con la vita. Storia mia sentita io. Il battaglione Gemona sale sulla nave. Tutto tranquillo. Il comandante Carlo d'Alessandro era un rompiballe, però era uno che sapeva fare la guerra. Stabilisce che un ufficiale del Gemona, un ufficiale del battaglione, organizzasse pattuglie di ronda con circa 14-15 alpini, in modo da organizzare dove mettere i soldati. Parliamo di circa 700 ragazzi. Tale compagnia ponte di seconda, tale compagnia ponte di terza, 2 compagnie. Avanti con la prossima immagini, con le prossime. Queste foto non chiedetemi come le ho, questi sono loro che partono. Avanti, questa foto mia personale, che non vedete da nessuna parte. Qui sono su Galilea che guardano probabilmente il Piemonte, sul quale sono imbarcati altre reparti come l'artiglieria alemana. Avanti, foto scattata dall'oblò del Galilea. Avanti. Qui possiamo vedere sempre il Galilea che guarda il calcio discosto di un altro piloscafo. Avanti, questa è un'immagine evidentemente troppo grande, avanti con l'immagine se si può. Non si può. Saltale. Bene, adesso io farei
una cosa. Pietro Bon ha detto, ci siamo parlati prima, esistono reduci dell'affondamento del Galileo in vita. E invece ce n'è uno, che non lo voglio presentare, non ci crederete, ma l'ho portato. Perché io cosa ho fatto? Quando ero giovane e stupido, andavo a intervistarli. E adesso se fate silenzio, se fate veramente silenzio, forse riusciremo a sentire dalla voce di chi era lì che cosa accadde quella sera. Non vorrei raccontarvi cose che non ho vissuto. Le ascoltiamo in viva voce. Allora prego, Tosoni, se vieni qui col microfono, questo che sentite per la prima volta nella storia. Luciano Papinuto, compagnia comando, battaglione Gemona, caporal maggiore mortaista. Era praticamente il secondo di Ferrante, per il quale avevo un grandissimo rispetto. E allora qui racconta, ecco. Allora, no, non accende il microfono. Allora, adesso vado avanti. Loro vanno a fregare i viveri di conforto, il latte condensato che era nelle scialuppe. Le scialuppe però erano poche e non erano sufficienti a contenere in caso di sinistro i naufraghi. Allora, ve la racconto perché è difficile ascoltare, però. Allora, Papinuto racconta, come avete sentito, era difficile
mare mosso, temperatura fredda, un po' piovaschi. Fatto si è che comunque la sera passa tranquilla. Chi prega, chi bestemmia, chi gioca, chi sta rintanato sotto i ponti, fino a quando alle 22:45 del 28 marzo si sente uno scossone, un'esplosione. La nave sbanda subito a dritta, a destra. Un sussulto, mi hanno detto chi era nelle stive, paura, panico totale. Avevano capito immediatamente che la nave sarebbe andata a fondo, era stata convinta. Ergo pensavo, questa va a fondo subito e noi moriremo come topi. Cosa succede? Papinuccio racconta che invece Ferrante dice: calma e gesso, non facciamoci prendere dal panico, perché il panico ci uccide. Tenente, cosa facciamo? Stiamo sul ponte, vediamo di prendere i salvagenti, ce n'erano. La nave si inclina a sinistra. Che cosa fanno quelli presi dal panico? Corrono subito verso i parapetti della nave e si buttano in acqua. Di quelli non tornerà nessuno. Vennero travolti dalle pale della Enca perché il comandante della nave, che era un civile, fu preso non dal panico, non seppe essere all'altezza della situazione, non fece fermare le macchine. Così, mentre la nave proseguiva, quelli che si buttarono, che erano i più esperti, quelli che facevano il bagno nell'arzino, quelli che facevano il bagno nel fella, si buttarono in acqua e furono travolti dai marosi, furono travolte dalle scialuppe calate malissimo, perché gli stessi membri dell'equipaggio, presi anche loro dal panico, non avevano istruito gli alpini, quindi l'alpino non sapeva calare una scialuppa. Cosa fecero gli alpini? Per la disperazione presero asce, coltelli, segarono le cime e le scialuppe caddero in acqua, travolgendo quelli che erano sotto le paratie della nave, e poi i marosi schiacciarono gli alpini con queste scialuppe e si sfasciarono. Il terrore. Papinutto, adesso io vi racconto la storia di Papinutto, che è la storia di tanti. Papinutto e Ferrante invece rimangono sulla nave. Capiscono che la nave non sarebbe andata a fondo su. Ci aveva messo un po' di tempo. In più, un caccia, il Mosto, era vicino. Dopo dovremmo parlare anche di questo. Fatto sia che Ferrante cosa fa? Pazzo, dice a Papinutto: andiamo in fondo alla stiva a prendere la macchina fotografica, il pugnale. Ma porca miseria, ma sono tenente, ma è sicuro? Sì, va giù in fondo alla stiva, è vero? In pigiama. In pigiama, sì, in pigiama. Va giù in pigiama, prende la macchina fotografica, il pugnale che lo dà a Papinutto e fermiamoci qui. Intanto sul ponte regna la paura. Vi erano dei ragazzi, quelli che non sapevano nuotare, che chiedono a Ferrante: possiamo pregare? Beh, male non fa. Questo possiamo pregare. A un certo punto la nave comincia a imbarcare acqua, ma affonderà soltanto verso le 3 del mattino. Papinutto cosa fa? A un certo punto tutti si buttano verso la punta più in alto, perché presente il Titanic, no? Per rimanere il più possibile non in acqua. Fino a quando Papinutto dice: il problema è che stare sulla nave affonda e si porta su. Lui capisce che con le onde, lui vede che le onde, un buio scuro, vede che le onde arrivano e come una specie di risalto
saga portano di circa 15-20 metri i salvagenti verso il lago. Quindi lui prende l'onda e a rana, butta le scarpe, però ha detto vi tengo i vestiti, seppur pericoloso, però almeno l'acqua, per quanto fredda, con i vestiti un po' mi ripara. Ferrante in pigiama. A un certo punto si buttano in acqua tutti e due, Ferrante e lui, e nuotano lontano dalla nave, il più possibile. A un certo punto sentono un'esplosione, boom, e capiscono che la nave è andata. Naturalmente ci sono urla, questi naufraghi che chiedono aiuto, aiuto, aiuto. Papinuto trova una specie di barchino, sapete quei salvagenti con la rete? E capisce che soltanto aggrappandosi lì non sarebbe stato rasucchiato dai crampi, quindi dall'acqua, no? A un certo punto Ferrante trova una scialuppa, sale sulla scialuppa, riesce a raccattare alcuni di loro e dice a Papinuto: Papinuto, resta qui, io vado al mosto che era vicino e ti vengo a prendere. Se lo dice lei, signor tenente, mi fido. Rimane lui aggrappato a questo barchino assieme a 2 o 3 ragazzi che a un certo punto vedrà sparire. Lui rimarrà aggrappato a questo barchino fin quando a un certo punto sente nella notte: Papinuto! Papinuto! Tenente Ferrante! Papinuto! Ferrante! Papinuto! A questo punto la voce sparisce. Nell'intervista si fa: lo sto ancora aspettando. Lui verrà ripescato intorno alle 5 del mattino dal mosto, il quale mosto rimane nella zona del sinistro, che sarà quello che salverà più anime. Ne salverà oltre, se ricordo bene, 242. Vado a memoria. Vediamo un po' le navi. Questa è Galilea, avanti. Andiamo, successiva. Ecco, qui sono sul ponte del Galilea. Siamo sulla nave, vedete che gli alpini, per ripararsi dal freddo e dalla pioggia, montano i canili. Avanti. Diciamo così. Eccoli. Questa di loro è l'ultima immagine. 4 ore dopo non c'erano. Avanti. Capitano Carlo d'Alessandro. Capitano Carlo d'Alessandro si dice che si avvolse nella mantellina e si lasciò trascinare in fondo al Mar Ionio, urlando viva l'Italia. Avanti. Piroscafo Piemonte. Vedete, questo è il convoglio. Piemonte. Avanti. Viminale. Piroscafo. Avanti. Ce l'ha fatta a tenere duro. Crispi. Poi ci sarà l'Aventino. Avanti. Questo è l'Aventino che vola. Vedete, è il ciclo. Avanti. Questa è l'Italia. Questo è tutto il convoglio, ho trovato le foto sul web. Avanti. Città di Napoli, ecco, questo era il capo convoglio. Si poteva fare di più? Potevano essere salvate più anime? Sì! Il sinistro del Galilea fu un pasticcio all'italiano. Il Città di Napoli, su cui era imbarcato il comandante di tutto il convoglio, aveva stabilito che in caso di sinistro 2 si chiamano unità sottili, cacciatorpediniere, il mosto e davanti con la sua immagine, il mosto avanti, questo è il Sebenico, anche questa è causa, tutto avanti. Mosto, ecco, questo è quello che ha salvato le anime. Anche tuo papà è stato salvato dal mostro. Anche Tosoni Felicito. Oh, Tosoni Felicito, che io ho conosciuto nell'anno 91, mi ha detto questo:
quando mi sono buttato in acqua praticamente era freddo, ma neanche tanto era quello di rimanere a galla. Quando mi ha ripreso il mostro ero nudo, ma avevo tenuto cappello alpino. Questo qua si è buttato, cioè il cappello alpino non l'ho capitato. L'altra nave era il Castelfidardo. Allora, in caso di sinistro era stato stabilito che 2 unità sottili avrebbero dovuto rimanere lì per aiutare i naufraghi. Quando il Galilea fu colpito, chiamò per un errore, se vogliamo, il Mosto, il quale Mosto fece la cazzata, scusatemi, di non avvertire la città di Napoli come nave, che era il caposcopo. Mandò un segnale a un Serbinico. Il Serbinico comunicò alla città di Napoli che sarebbe rientrato in assetto di viaggio. E qui che c'è il pasticcio. Il città di Napoli non capì bene se il Castelfidardo si fosse fermato come avrebbe. E non si avvide che nelle navi ci fosse il Castelfidardo. Nessuno si avvide del Castelfidardo. Quindi città di Napoli, per un quid pro quo, causa radio, segnali ottici, il Castelfidardo pensò, insomma, evidentemente non devo stare a dare soccorso. Poi ci furono processi, tutti assolti, naturalmente, italiana. Voi non dovete rubare una ciliegia, voi dovete rubare 1 miliardo, allora non andate in galera. La ciliegia. Il concetto è questo, che adesso io non vado a farvi qui una dissertazione, è difficile anche per me. Ho provato a leggere tutto, a un certo punto mi è venuto il mal di testa, perché tutti danno la causa a quello e tutti gli altri danno la causa a quegli altri. Conseguentemente l'italiana, chi è stato, non lo sapremo mai. Il Supermarina diede un po' di arresti, un po' qui, un po' là, al sottotenente di guardia, non si stava niente, all'ammiraglio dietro di punizione, un richiamo. Una bella medaglia, 1000 uomini erano stati qui. La tragedia è che forse, sicuramente se il Castelfidardo si fosse fermato, forse altre 100 anime sarebbero state salvate. Partirono i soccorsi in ritardo, ovvio, perché a un certo punto si capì che una nave era andata sotto. Ma erano le 5 del mattino. Chiama Presa, chiama la base di Argostoli, chiama da Taranto, da Brindisi, da Bari. Tutto doveva passare più o meno da Roma. A Roma dormivano, qui dalle 5 del mattino. Partiranno perfino un idrovolante che tentando di salvare delle anime si inabissò. Ma però ammarò, scusate, sono molto marinaro, ammarò, partirono i mast da Prevesa, qualcuno fu salvato dai mast di Prevesa, partirono mezzi di soccorso da Corfù, da Cefalonia. L'ultimo lo trovarono il giorno dopo, aveva passato 24 ore in mare. Problema? Stare in mare nello Ionio al mese di marzo. L'acqua era... Ma Papinuto dice che l'acqua ai fin dei conti non era così fredda, però dovete pensare a stare ore e ore in acqua. Molti a un certo punto, anche quelli aggrappati ai barchini, ai salvagenti, avevano le mani congelate e si lasciarono morire. A un certo punto in qualcuno di loro fu la disperazione a preferire la morte a morire quasi assiderati.
o ti prendevano entro un paio di ore, 3 ore, come Piero Bo. Piero Bo è stato preso, è uno degli ultimi tra l'altro. Tuo papà è stato uno degli ultimi, non l'ultimo. Stavano lì in mezzo all'oceano, allo Ionio, aggrappati a questi salvagenti, a questi zatterini. Però ce l'ha fatta. Avanti, andiamo avanti, ce l'ha fatta ancora 5 minuti. Questo è il Bassini, cacciatopediniere, faceva parte della scorta. Avanti. Ma chi è stato a simulare? Chi è stato? Qualcuno è stato? No. San Martino, caccia di scorta, avanti. È stato un sommergibile, questo è Castelfidardo, ecco. È uno dei responsabili di molti non soccorsi. Il malfunzionamento della catena di comando fece sì che il Castelfidardo non intervenne. Avanti. Chi è stato? Lo sappiamo. Il responsabile di questi 1000 morti è la guerra, certamente. Non possiamo imputare adesso a un uomo il fatto che ha fatto il suo dovere di soldato. È come se andassimo a condannare adesso comando del battaglione Tornello per uso. Comandante Francis, avanti, questo è il sommergibile Proteus. Era un sommergibile britannico di base ad Alessandria, all'Egitto. Il suo compito era quello di pattugliare il Mediterraneo nell'area dei Balcani, della Grecia, e di simulare tutto un naviglio italiano. Aveva fatto scalo a Malta per i fornimenti e poi gli avevano detto di pattugliare il canale d'Otranto, zona di Taranto, e simulare tutto ciò che passava da Italia alla Grecia. Qui vediamo l'ultima immagine, una delle ultime immagini di Ferrante, che è al centro. Questo è D'Alessandro, questo è il tenente Minini. D'Alessandro perirà nell'affondamento della Galilea, gli altri due si salveranno. Avanti. Ripeto, sono salvati 5 ufficiali del mondo. Questo è Philip Stewart Francis, comandante del Proteus. Avanti. È morto nel 2000, pensate, non è morto neanche per te. Questo è l'equipaggio del Proteus. Avanti. Voi mi chiederete, godetevene, perché questa qui è roba che non si trova. Questi sono loro, vedete che hanno le stelle, significano le navi affondate, il naviglio. Avanti. Sì, è girata, abbiate pietà, l'ho fatta ieri, evidentemente il computer non è compatibile con questo, ma va bene, non importa. Questo è il pezzo da 75, il pezzo da 90, la marina inglese, quello del Proteus. Avanti. Attenzione che il Proteus fu colpito non da un pezzo d'artiglieria, ma da un siluro. Uno, non due, uno. Questo è Francis. Avanti. Qui sono in fase di manovra il sommergibile inglese. Avanti. Queste foto vengono dall'ammiragliato britannico di Londra. Come le ho avute? Non me lo dico. Corruzione. Questi sono loro. Questi sono gli quadro ufficiali. Quadrato ufficiale si dice che marina. Che sono molto alpino, purtroppo marina molto poca. Marina non va a scuola. Avanti. Quello è un altro. Tenete duro, tenete duro. Papinuto e Ferrante si sono chiamati durante la notte. Ferrante era andato a cercare Papinuto. Gliel'aveva promesso. Papinuto dice: io aspetto perché il mio tenente mi ha giurato che sarebbe tornato. Ci ha provato almeno. Ferrante verrà poi preso o salvato da un maschio.
Andrea. È così il maschio inutilizzabile per Berlusconi. Storia vera, Ferrante in pigiama, e questo chi è secondo voi? Questo è Luciano Papinuto, vedete? Quello di sinistra è Luciano Papinuto. Questa è la foto scattata con la famosa macchina fotografica che... Avanti con la prossima immagine. Eccoli qui, appena salvato. Avanti. Poi verranno portati, ecco, io ho trovato anche delle fotografie, questi sono alcune fotografie di alcuni resiani. Adotto, avanti, tenete duro, ho finito. Questo è di Leonardo, avanti, questo è Giulio, avanti, Butolo, avanti. Qui c'è che forse è fatto una cima, così da scolato, avanti. Questa foto questi sono gli alpini del Gemona trovati in mare, perché poi a un certo punto il mare risputò alcune salme, alcune furono trovate dalle navi della caccia che erano lì, naturalmente li issarono a bordo, li portarono sulla costa greca dove furono inumati. Per mesi il mare restituì alcune salme, alcune le trovarono addirittura sulla costa albanese. Avanti, ma quanti sono stati i morti? Questo è Papinuto, questo è Luciano, che poi andò in Russia e poi fece anche altro, ha fatto di tutto. Avanti. Allora, io vi do questi dati che li ho tratti da un libro ufficiale. Attenzione, questi sono gli appartenenti alla Iulia, ma non c'era solo la Iulia. Gli appartenenti alla Iulia sono circa 950, 874 di truppa, 40 sottufficiali e 42 ufficiali, suddivisi nei reparti che componevano il convoglio imbarcati. Abbiamo detto comando terza divisione alpina, comando ottavo alpini, battaglione Gemona, vedete, 23, qui dice 23 ufficiali, 27 sottufficiali e 639 uomini. Se voi fate bene i calcoli dovrebbe fare 699. Più di 100 rimasero a terra con i muli, il battaglione aveva circa 800 uomini. Avanti. Poi c'erano licenziati, detenuti. Quanti si sono salvati? In un elenco 284. In un altro elenco si dice 279. Abbiamo visto che dai verbali di imbarco, per quanto ci sia una discrepanza di circa 80 unità, il Galilea aveva con sé una forza tra i 1280 e i 1355. C'è il rebus dell'equipaggio, quegli 75 che non si capisce se siano nel computo dei 1280, ma indifferente. Sappiamo che se ne salvano 280 circa, ergo siamo proprio 1000 anime, un po' più di 1000, tra i 1000 e il 1080, questo è. Ed è il secondo disastro del Mediterraneo nella storia. Ci furono anche 2 episodi brutti di affondamento, il Conte Rosso, mi pare 1700,
e un altro Ioscafo, altri lì. Si dice che quello di Galilea sia, per numero di morti, il secondo disastro militare della storia del Mediterraneo, e colpì particolarmente la comunità friulana, perché ogni borgata di reclutamento nella nostra terra e della terra emiliana, del reclutamento del Gemona, se voi andate sul monumento troverete i nomi di gente morta tra il 28 e il 29 di marzo del 42. Concludiamo, forse c'è ancora un'immagine, forse, ma vorrei finire qui perché sennò finiamo con questa. E adesso io direi, cedo la parola all'amico Tosoni, figlio di quel Felicito che è uscito nudo soprattutto per lo. Ringraziamo l'impareggiabile Guido Fulvio Aviani, sei unico, penso che sia riuscito a emozionare tutti, come sempre.